Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commentore Veneziano, ragazzi, il derby di Verona e finalmente lo posso giocare, voglio veramente fare la prestazione della vita nel derby, Cioè, bello sto rigore, mi è piaciuto. Veramente Siamo di nuovo qui pronti a raccontarvi la partita. in questa partita devo assolutamente segnare perché voglio lasciare un segno nel Verona. Il derby è la partita fondamentale. È chiaro che è più probabile segnare nel primo tempo, contanto che il giocatore dopo si stanca molto, però... Ora devono solo concludere la competizione in modo dignitoso, per poi concentrarsi sul futuro. Poi in maniera dignitosa, perché purtroppo il problema è che abbiamo perso queste ultime 3 partite meritandone di vincere almeno 2 su 3, perché con l'Inter non lo so, non ho giocato, però comunque l'Inter insomma è sempre una grande squadra. Romolo, Marquinhos, che non mi spreco a correre. i difensori interrompono l'azione proprio sul più bello. Dai, pressiamoli, dai, pressiamo. Che sfigunzola, che sfigunzola. Bravissimo, quanto ti amo quando fai così. Splendido, splendidamente splendido. Vai ragazzi. Albertazzi. Moras. Alfredson. Romolo. Però basta con questi passaggetti di merda che mi stanno altamente sui maroni. Il passaggio non era certo dei più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Che fastidio, che fastidio. Avanza, palla al piede. Bravissimo. Intercetta la palla. Marquinhos. Bravissimo. Molto bene, dai, come corri. Non sono ancora veloce, mi manca ancora tanto per arrivare a livelli accettabili. Spero anche a livello esperto è dura, ragazzi, veramente dura la modalità carriera su FIFA. Non l'avevo mai provata, so fosse una merda, che perché una volta potevi fare solo 4 stagioni, no? Ed è per quello che non mi piaceva. 5.4, vabbè, sembra esagerare però. Bellissima! Dai, come di fisico! Devo tirare per forza il come! Mamma mia, fuori di un niente. Il prossimo anno valuteremo un po' con la società anche cosa fare, perché ho giocato poco chiaramente, non ho dimostrato ancora tutto il mio valore. Drame. Dai, il derby lo voglio vincere, cazzo, con un gol di Veneziano. Avanza verso l'area. Però Fiori, allora, cioè, possiamo giocare un po' meglio, un pochino, grazie. Qua chiaramente nei dribbling sono proprio una pippona. Super pippone, eccolo qua. Vai di là. Occhio, aia. Vedremo come sfrutterà questo traversone. Occhio Fiori, occhio. Rigoni. E il Cume recupera. Ok, vai. Non ci arriva. Allora, che passaggi sono? Io veramente mi scuso, ragazzi, se ancora non sono partite stradivertenti, ma non è solo colpa mia. Purtroppo la squadra è quello che è, ma non potevo certo cominciare da una big. Si spinge in avanti. È stato bravo a intercettare la palla, non era facile. Madonna. Che nervi. Ok. Bravo. Può servire il compagno. Qua ho sbagliato io. Interrompono l'azione allentando la pressione bella sulla difesa. Dai che... No, non così. Sì, ma non può passarmela così. Restituisce la palla. Bravo. C'è il vantaggio. Dai, con calma. Decisione giusta. Alfredson. Romolo. Bello sto proprio, me la passano come non voglio, cioè non me la danno con i giri giusti, cioè non c'è niente da fare. Il pallone rotola via. Bravo Cube, mamma mia, per poco. Paloschi. Almeno io combatto, fai pressateli però, dai. Niente, la squadra non ha più voglia di giocare, cioè è ufficiale, la cosa è un po' troppo ufficiale. Si spinge in avanti. Romolo.
Bravissimi, ok, finalmente qualcosa di decente e la perde. E la perde. Eccolo, è questo il cuore che vuole Mandorlino, il Mandorlino nostro. Canini. Mi sto stancando troppo però. Rigoni. Il nuovo tempo è già andato e non ho fatto un cazzo, a parte un tiro da fuori decente. Aia. L'importante è non perderla, però non possiamo assolutamente perdere. Buono, almeno di te si sto migliorando. Bah, per piacere, Turbe, svegliati, grazie. Bella, qua c'è il velo. Qua c'è il velo. E c'è il gol del Cube nel derby. E il Cube lo mette. 1-0 Verona. 1-0 Verona. E silenzio. E silenzio. Guardate la tipicazione qua. Tac, passaggino e veneziano al volo la mette. Di prima. Bravo Cube. Finalmente, porca loca. E come si scatena, come si gasa quando ne fa uno, ne fa sempre due di solito. Di solito si sta solo con due squadre, però vabbè. Un contrasto. Bravi ragazzi. 1-0 alla fine del primo Mamma tempo. mia che gol, mamma che pesante questo Cosa ne gol. pensi, Beppe, sulla partita? Mamma che pesante, solo un Comincia gol così e la seconda riesco posizione ad del ottenere cioè l'obiettivo stagionale, cioè 5 gol. Alfredson. Bellissimo. Ah, però purtroppo esce il porco. Esce il porco di ragazzi. (1-0), 1-0 nel derby. Questo derby può essere fondamentale per la carriera di Veneziano. Belli, ma è lungo. Come è lungo, madonna, è lungo. Mandorlini comunque inquadrato. È soddisfatto della prova dei ragazzi, soprattutto di Veneziano. Drami. Lui che è un bomber di razza, con il Venezia ha segnato 36 gol in Serie C1 e adesso è qua. Tero. Occhio Fiori. Di casa si preparano al cambio. No. Palla che viene spazzata in avanti. Vai Cume. Il Cume prova a metterla in mezzo, non ce la fa, invece sì. Bravissimo veneziano. Cosa ha fatto il Cume? Ma poi è fuori. L'allenatore non vuole lasciare 8,6 per il Talentino. 8,6 per il Talentino, io godo. E io godo. Marchigno. Albertini, mi ricordo che c'era cos'era, che diceva così, come cazzo era, che gioco era, forse Acqua Soccer, che parlava come un pippone telecronista. Potrebbe essere buona. Era fuori gioco, lo sapevo. Ha provato a beffare i difensori. So perché ho periodo che vorrei giocare ai giochi retro, Play 1, Play così, cioè, che purtroppo non posso registrarli, perché come cazzo faccio, però i giochi retro hanno sempre il suo fascino. Adesso però concentration, please, concentration. Che dopo questo devo andare anche ad allenarmi. E poi stasera vado a registrarmi gara 1 contro gli Oklahoma. Madonna che cume, madonna che cuore. Fisico, dai, cazzo, dai. Dai che sto migliorando a vista d'occhio. Benissimo. Dai che sto diventando un talentissimo. 8,8 è un buon punteggio. Bravo Cume. E stavolta il passaggio c'è. Palla recuperata in zona difensiva. E il Cume la recupera! Mamma mia! Vai Cume di testa, l'incornata! E c'è il gol, l'incornata! 5 gol! Quando il Cume ne segna uno, ne segna due, guardatelo. Bellissimo. Tac! Incornata. 2-0 Beppe. Adesso si gasa il Cume. Adesso il Cume si gasa. Mamma mia che Cume. Ma porca. Alfredson. Bravissimi. Peccato. Potevo lasciarlo tirare, forse ma voglio fare il triplettone nel derby. E arrivano anche 5 gol. Mamma mia. Ancora mai.
Aia, gol. 2-1. C'è ancora da soffrire, ragazzi, c'è ancora da soffrire purtroppo. La formazione ospite sta per schierare in campo forze fresche. Bravissimi. Il veneziano prova lo scavetto grandiore. Duello fisico per il possesso No, della palla. non perdiamo sto derby che eravamo 2-0, te prego, non pareggiamolo perché mi girano veramente i maroni. Jankovic. Siamo al 76esimo. Questo derby meraviglioso per il Cube. Vai, scatta, è il Cube di fisico, cosa fa il Cube? Tripletta storica, un terzo gol mostruoso, signori, questo è il vero Cube. Ma cosa ho fatto, ragazzi? Guardate, lancio strepitoso, veneziano di petto, missile, puff, perché? Cioè, mi metti in panchina? No, mi metti in panchina così comunque. 6 gol stagionali, ragazzi. Anzi, no. Sì, 6 gol stagionali e un assist. Cosa ho fatto, ragazzi? Gasamento lento. Allora, andiamo alla classifica. L'Inter in fuga, ragazzi. L'Inter in fuga a vincere il campionato. È veramente un gioco. Il Milan è quinto, un altro gioco. E noi siamo 11esimi a... vediamo... 38 punti. Anche arrivare in Europa è proprio impossibile. Però, ragazzi, è arrivato 6 gol, ero a 3 gol con questa tripletta, con questo tripletto. Cioè, intanto il derby, ragazzi, è finito 7, no, fioi, è finito 7-1. 7-1 è finito, cioè un derby mostruoso, ragazzi, un derby mostruoso per noi, 7-1. Niente, ragazzi, sotto il commentone veneziano, con questa partita veramente ha fatto una cosa devastante. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.